troviamo nelle campagne fra Tempio Pausania e Aggius in provincia di Sassari e stiamo per visitare il nuraghe Izzana che vedete alle nostre spalle. Un nuraghe maestoso che sicuramente ci riserverà tantissime sorprese. Ci raccomandiamo, seguiteci sui nostri social, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, iscrivetevi, mettete i like perché così ci date una grossa mano a diffondere la conoscenza di queste bellezze. Bene, andiamo. No! Andiamo dopo la sigla! Miren de esos ojos tuos que son luminosos que su sole a mesudie. Sa mano m'has dado amore pro camminare impare a ti e in sa vida. Bisquisende has ballado, bisquisende has cantado, bisquisende due mas abelado. E m'ha sfurato su coro, m'ha sfurato su coro. Ci troviamo in una giornata particolarmente ventosa e ideale per le riprese. Tutto è terso, ci sono dei colori veramente incredibili, tutto è fiorito, il cielo propone un azzurro veramente molto particolare e fa da contrasto per questo magnifico nuraghe, il nuraghe Izzana, che come tanti altri nuraghe del luogo è di tipo misto, quindi presenta sia un corridoio che una tholos. Esternamente vediamo subito una particolarità, cioè un doppio ingresso. L'ingresso principale disposto a sud e un ingresso secondario, però interessato da crolli, rivolto ad ovest. Forse in collegamento, poi una volta che entreremo vedremo. Notiamo questa particolare colorazione rossa data in alcuni punti dai licheni e poi notiamo sia su questo ingresso che sull'altro la presenza di un architrave veramente gigantesco, grandissimo. Così a memoria lo paragonerei a quello del nuraghe Pontes a Dualchi. E ora proviamo ad entrare. Forse attualmente questo nuraghe internamente viene utilizzato per ricovero di bestiame. Comunque vediamo la tholos che è praticamente intatta e poi notiamo la caratteristica, diciamo, del corridoio, molto probabilmente perché si crea un corridoio fra questo ingresso a sud e l'altro ingresso a ovest, che però come vedete è interessato da qualche crollo. Vediamo qui quindi verso nord-nord-est una sorta di nicchia e qui si tratta di
massi di granito, soprattutto nella parte bassa, come dicevamo prima, veramente enormi. Guardate anche questo che sembra un tutt'uno, o se no anche quest'altro qui, veramente, ma veramente impressionante. Proviamo a fare un giro attorno al nuraghe. Qui qualche masso è interessato da questa convivenza con i licheni. Cioè, il territorio qui è spettacolare, ma veramente spettacolare. Cioè, tutti i territori in Sardegna sono spettacolari, ma qui oggi anche con i bovini è bellissimo. Qui vediamo appunto l'ingresso ovest, anche questo sormontato da un architrave veramente molto importante. Proviamo a continuare dietro. Che strana questa parte posteriore è così piatta, cioè piatta come forma generale. Sembra quasi un muro finale. Poi l'altra particolarità che possiamo notare sulla sinistra, cosa c'è? Una sorta di uscita lassù. Vediamo di cosa si tratta. Tra l'altro sembra anche abbastanza consolidato come ingresso. Eh sì, è un ingresso. Accendiamo la luce. C'è una sorta di ingresso ad un secondo piano. Qui forse ci sono delle scale che permettevano appunto di accedere dal basso. Quindi questa è la parte, immaginiamo sia la parte superiore della Tholos. Poi qui vediamo una sorta di nicchia abbastanza allungata. Anche qui sono stati collocati dei massi con delle dimensioni veramente considerevoli. Qua poi c'è un'altra sorta di nicchia e una finestrella. Usciamo da questa zona e qui vediamo che c'è qualcos'altro.
un altro, forse la cima di una torre, oppure semplicemente no, una sorta di nicchia. E si conclude qui questa puntata, mi raccomando venite a visitare questo fantastico nuraghe e iscrivetevi alle nostre pagine Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Non c'è assolutamente altro da aggiungere, alla prossima avventura! Ciao! Ciao!